Oggi siamo qui con Sabrina Modenini, con il ruolo di regista. Faccio quindi la regia di questo Relive 2026, che è proprio un'edizione speciale perché ci sono un sacco di lines in più e poi dei pezzi di Barbarani. Questo cast qui è veramente un cast esplosivo. Sono tanto contenta di questi ragazzi, di queste ragazze. Sarà un'edizione 26 spettacolare. Oggi siamo qui con Andrea De Mamincor, che interpreta frate Lorenzo. la battuta preferita. La terra è madre della natura, ma è anche la sua tomba. Siamo qui con Beatrice Zuin, che ha il ruolo di aiuto regista, si occupa di cosa ti occupi? di tante cose. Siamo qui con Solimano Pontarollo, che interpreta padre Capuleti. battuta preferita? È cattivo, Siamo qui con Sabrina, che si occupa di un po' quello che capita, quindi dizione, piuttosto che mettere un po' a posto le scene, piuttosto che aiuto regia o quello che c'è da fare lo faccio. siamo qui con Astolfo. siamo qui con Dai, Giacomo. che interpreta Ah, giusto. Romeo. battuta preferita? Battuta preferita, battuta incredibile in cui Romeo riesce a trovare il modo per ribaciare Giulietta, ovvero dalle mie labbra ridammi il mio peccato. Siamo qui con Flavia che interpreta Giulietta. battuta preferita. Allora, questo perché è uno scioglilingua. Orgogliosa no, ma grata sì che l'abbiate fatto. Mai potrò essere orgogliosa di una cosa odiosa, ma grata sì, anche se per una cosa odiosa sono grata per amore. Siamo qui con Anna Maria, che interpreta Madonna Capuletti. Mamma Capuletti. battuta preferita. Penso il monologo, quello del libro che fa Giulietta nella scena con la balia. Sì. Ok, siamo qui con Francesca, che interpreta la Malia. battuta preferita? Ci scommetto 14 dita e mi dispiacerebbe perché ne ho solo 10. Siamo qui con Claudia che interpreta Bombastic side eye. battuta preferita. Ah, se un bacio potesse. Un bacio può. E voi potete. Sciogliete le timidezze del cuore e slacciate i corsetti dell'amore. Siamo qui con Christian. che interpreta Mercuzio. battuta preferita. Pignatta! Dove è andato Pignatta? Il servo Pignatta! Utile a sostituire la tavola! Dov'è? Già, lui! Sostituire un piatto non sia mai! Lui! Grattare un tagliere non sia mai! Siamo qui con Lucrezia. che interpreta Mercuzio. battuta Quale Mercuzio? preferito. Ma no, Baldassar, così si deve fare. Romeo! Si sto bene i capelli che non si sono asciugati del tutto, però vabbè. Siamo qui con Alice, che interpreta Mercuzio e Benvolio. battuta preferita? No, aspetta, no. Dovevo aprirla il copione. Battuta preferita? E presto dalla gioia si passa al pianto. Presto ciò che fu coltivato di notte diventa una torre di ira e sangue sotto il sole cocente. Siamo qui con Bianca, che interpreta Benvolio. battuta preferita? Oh, ma se lo porta a cena. Siamo qui con Chiara. che interpreta che interpreta Benvolio. battuta preferita? Rosalina l'unica. La bella Rosalina. Siamo qui con Giada, che interpreta Benvolio e Baldassar. la battuta preferita. Battuta preferita. Per le sue belle labbra, rosso purpurino. Per il suo bel piedino, per le sue snelle, bentornite gambe. Siamo qui con Grace, che interpreta Baldassar. battuta preferita? Questa qui.
Ce l'ho pronta, Badata all'argenteria. E tu sii bravo, mettimi da parte un pezzettino di marzapane. Se non ti dispiace, di al portiere che mandi su Susanna, Molly e Nelly. Questa è un po'... però Aura, perché in pratica... In pratica... L'ho detto di nuovo? Ho detto merzapane. Perché allora mia mamma è straniera, allora quando mi va a dire marzapane dice marzapane. Capivo il cazzo. Bombastic side eye. Siamo qui con Giorgia, che interpreta Tebaldo. battuta preferita. Quando dico sì, quel bastardo di Romeo, perché io penso che lo dico a Giacomo, allora mi dà particolarmente carica. Siamo qui con Caterina, che interpreta lo speziale. battuta preferita. Allora, non ne ho una in particolare, però ce n'è una del prologo che mi fa pensare molto, cioè, dalla Pacifica Europa, dallo sgombro del terzo mondo. Non so, mi dà una cosa di rivoluzione. Dai, ci piace, ci piace. Esatto. Ci piace, dai. Siamo qui con Sebastiano, che interpreta il principe. battuta preferita. Cittadini ribelli, nemici della pace e il resto è storia, quindi finita.